Amici di Bella Sicilia, qui abbiamo il tesoro del nostro mare. Un tesoro davvero prezioso, ma cosa abbiamo in questa cassetta? In questa cassetta abbiamo delle belle triglie, luaretti, dentice, un mupo, insomma un bel misto da fare fritto alla livornese, arrosto, nei migliori modi che uno pensa. Amici di Bella Sicilia, buongiorno a tutti da San Gregorio Capodorlando. Pesce appena pescato, freschissimo. Ma quando avete iniziato la pesca? Questa notte? Questa notte, poco prima dell'alba, e poi siamo appena tornati. E su quale tavole saranno apprezzati questi pesci? Sulle tavole delle persone più fortunate. Ed è una grande fortuna vivere in luoghi del genere, vero certo, Carlos? Sì, ma è una grande fortuna. Una cosa che volevamo aggiungere, questo una volta era un porto naturale. In siciliano si chiama Uscaro. Uscaro, dove Uscaro c'erano decine di imbarcazioni. Decine di imbarcazioni, qui c'erano le reti del Cinciolo che pescavano il pesce azzurro, insomma una grande marineria che andando negli anni poi si è rimpicciolita notevolmente. Siamo agli sgoccioli della marineria, perché praticamente non è rimasto più nessuno, perché o per il lavoro, per gli orari, comunque è sempre come tanti altri è un mestiere scomodo. Quindi non viene visto né di buon occhio, neanche perché comunque a livello di guadagno non si guadagna più di tanto. Va. Ed è però grazie a questo lavoro che queste eccellenze vengono servite sulle nostre tavole, quindi speriamo che vi sia un ritorno. Ma logico, perché questi poi noi li presentiamo qui alla taverna dei pescatori oppure al ristorante da Matteo. Da Matteo si mangia il pesce fresco, poi ogni venerdì si apre questa taverna del Museo dei Pescatori, proprio per rappresentare quelle tradizioni di un tempo, fare quei piatti di un tempo, del pesce povero. Pesce povero, come abbiamo avuto modo di evidenziare nel progetto Mare Ricco Siciliano. Pesce povero ma delle grandi proprietà nutrizionali. Ma per forza, perché il pesce azzurro ha grandi proprietà nutrizionali e da lì anche farlo marinato. Ricordiamo sempre che il pesce azzurro, le acciughe vanno sempre abbattute prima di essere marinate, perché c'è un verme, l'Anasakis, che è molto ma molto pericoloso, per cui fare attenzione quando mangiate del pesce crudo. Il pesce azzurro va sempre abbattuto prima. Il nostro viaggio continuate a seguirci perché andremo in dei luoghi fantastici questa mattina. Grazie Carlos, grazie Alessandro. E a tra poco, grazie!